Si aprono le frontiere verso la Turchia, una nuova iniziativa di Confartigianato, Venezia Porta d'Oriente, una tavola rotonda sull'internazionalizzazione per gli artigiani che vogliono esplorare, conoscere e quindi esportare in Turchia. Vediamo il servizio. Non nasce casuale il progetto Venezia Porta d'Oriente, missione Turchia. L'esperienza e la professionalità di artigiani e professionisti ad Istanbul si è avviata per la prima volta con il progetto Il Mostro della Laguna, che ha portato il Made in Italy Veneto in Turchia. Gianluca, sei uno degli autori del Mostro della Laguna. Qual è questo progetto? E poi sei stato anche il primo ad andare in Turchia a portare quest'opera d'arte. Il Mostro della Laguna è un'opera in vetro di Murano realizzata con Nicola Moretti. Sono 6 metri di animale rivestito con 191 tessere in vetro di Murano. È un progetto che è nato in condivisione con altre imprese artigiane del nostro territorio e con una designer, un architetto, un ingegnere, dei tecnici e un sacco di volontari che si sono applicati su questo progetto, perché il mostro non è solo una scultura, non è solo un qualcosa di costruito, ma significa anche fare comunicazione, significa diffondere o comunque acquisire cultura e incrementare quelli che sono gli scambi tra due paesi che hanno delle relazioni già molto forti, quindi l'Italia, Venezia e Istanbul, la Turchia. La sesta potenza economica europea è il nuovo obiettivo che incrocia cultura, leggenda e storia ed è necessario essere preparati a questa nuova realtà. Per questo, alla tavola rotonda sull'internazionalizzazione promossa da Confartigianato, Mandamenti di San Donà e Portogruaro, insieme ai giovani associati, hanno partecipato figure professionali che stanno creando, insieme agli artigiani, una rete e relazioni per creare un nuovo export in Medio Oriente. Questa situazione economica così difficile, guardare all'esterno, guardare all'internazionalizzazione non è più una scelta ma una necessità. E vicino a noi, a 2 ore di volo, a qualche centinaio di chilometri, c'è un paese che oggi è in controtendenza ed è la Turchia, un paese che cresce ogni anno a ritmi asiatici e che offre molte opportunità, in particolare alle piccole e medie imprese, che in qualche modo anzi è cresciuto negli ultimi anni secondo uno schema di sviluppo tipico di questa zona d'Italia, la piccola e media impresa molto flessibile, molto aggressiva sui mercati, a conduzione quasi familiare. Quindi oggi c'è una oggettiva complementarietà fra la Turchia e l'Italia e in particolare con una regione come questa del Veneto, del Triveneto, dove la piccola e media impresa è fortissima. Ma sostenere le aziende che approcciano questa nuova ideologia non è così semplice ed oltre ad un'attenta formazione, anche Confcommercio sostiene ed assiste i propri associati. Stiamo pensando, raccogliendo meglio tutte le istanze e le volontà delle imprese per accompagnarle in quelle che possono essere nuovi mercati, nuove frontiere che in questo momento in Italia sono difficili e quindi devono assolutamente espandersi come lavoro. E per le aziende e gli artigiani che fossero interessati ad esportare in Turchia o in altri paesi del Medio Oriente possono rivolgersi agli uffici di Confartigianato di San Donà e Portogruaro per avere maggiori informazioni.